Presidente Giacomo, parliamo di questa Mediterranea Serramenti che milita nella femminile di Serie D. Ecco, una squadra che avete allestito bene, però molti si chiedono, si tornerà agli antichi fassi della pallavolo femminile? Ma guarda, ci stiamo mettendo del nostro, naturalmente, presupposti ci sono perché stiamo lavorando molto con i giovani. Oggi abbiamo vinto con in campo addirittura una 2011. Avevamo anche due 2010, due 2009, quindi abbiamo fatto un mix di 2 o 3 ragazze di esperienza. Oggi Simona Sbarufatti è stata eccezionale, è una ragazza che vive qua in provincia, che è oriunda di Milano, ha una bella esperienza e oggi ha fatto valere proprio questo bagaglio che porta con sé da diversi anni. Naturalmente la squadra è molto bilanciata, il campionato è tosto, però devo dire che abbiamo fatto 4 partite e abbiamo vinto tutte e 4 le partite. Sabato prossimo ci sarà lo scontro a Palermo con la Pomaralba che sulla carta è una squadra molto forte, basti pensare che non ha perso manco un set. Noi abbiamo perso 2 set mentre loro hanno vinto tutte e 4 le partite per 3-0. Siamo molto soddisfatti perché questo è un progetto molto finalizzato, mentre gli altri anni andavamo proprio alla ricerca della vittoria spasmodica a tutti i costi. Quest'anno abbiamo fatto un progetto di crescita di un gruppo che ci siamo coltivati in questi anni. Lo scorso anno hanno disputato la finale dell'Under 14 interterritoriale e quest'anno proprio queste ragazze sono l'asse portante della nostra squadra. Sono molto fiducioso, poi abbiamo delle allenatrici bravissime, abbiamo un buon preparatore atletico, ci sono tutte le condizioni per poter di nuovo sognare. Una partita che è andata bene, che avete vinto, ecco, però questa vittoria in che ottica si insinua? È una vittoria sicuramente importante perché fa sì che noi manteniamo il primo posto in classifica. Ora, il prossimo sabato incontreremo l'altra prima in classifica e ci sono dei buonissimi presupposti per affrontare la prossima partita, visto la crescita continua di queste nostre ragazze. E questa è stata forse la miglior partita, no, senza il forse, è stata la miglior partita che abbiamo affrontato finora e questo dimostra che stanno crescendo, perché ricordo che nel nostro gruppo ci sono tante ragazze molto giovani di 14, 15, 16 anni. Che obiettivi vi ponete? Vincere sempre. E basta? E far crescere le ragazze, ma quando vinci cresci. Senti, parliamo un po' di questa squadra, con quali criteri l'avete allestita? Noi continuiamo ad allenarci molto tecnicamente proprio perché abbiamo tante ragazze giovani e le abbiamo studiacchiate, non troppo, e basta, e poi abbiamo messo tanto del nostro. Parliamo di questa partita, una bella vittoria, ecco, raccontaci un po' la sintesi di questo incontro. Allora, in verità contro questa squadra ci aspettavamo delle avversarie forti, che comunque lo sono state, ma noi abbiamo giocato insieme come squadra, quindi non come individualità, e abbiamo giocato molto ordinate, come nelle altre partite è venuto a mancare questa situazione, e le avversarie sono state brave, però noi siamo state di più. Ecco, come valuti questo inizio di campionato? Bene, sta andando molto bene, sono contenta della squadra, degli allenatori, delle allenatrici, dei dirigenti, del presidente, di tutta la composizione dell'organico. Mi sono trovata molto bene e spero che continui ad andare così.